l'ho chiamato Faccia e non mi rispondeva, no? Gli ho mandato un messaggio, ho scritto di che terminava, poi mi ha fatto una poesia in cui dice avrei preferito saperlo prima che ne parlassi con lui, comunque devi parlare, però io non entro nelle scelte aziendali, fa niente. Tra l'altro io dovrei dirgli, caro Mimmo, mi hai scritto di tutto quando abbiamo fatto le selezioni e come dire, siamo stati in perfetta linea con tutte le tue indicazioni. Lo puoi segnalare in che non è elettricista e so che francamente potete attenzionato che vi serve. Sì, È solo un colloquio. lo facciamo incontrare eventualmente. Io che quello chiedo non ho fatto e quindi a me è trattato come l'ultima cosa mi dà un fastidio. Tu preferisci altri e allora accomodati pure tranquillamente, fatti la passata che ne faccio la mia. Io non ci ho pensato, ce lo voglio fare il regalo, quei due regali a questi due personaggi. Vabbè, mandaci Tiziano. Sì, infatti ora mi organizzo. Però uno da donna e uno da uomo, più economico, d'acciaio, con massimo sconto. Ma è Presti Giacomo il comandante? Penso proprio di sì. Non se ne parla neanche, cioè proprio non se ne parla neanche, questo ci crea solo rotture di coglioni. Giuseppe Prestigiacomo. Il comandante. Sì. Non se ne proprio, vabbè, ora io glielo faccio ammazzare io. Ok. Cioè, ammazzare nel senso politico, non è che poi mi chiami sì, esatto. Okay. Ciao. Domani ripropongono un'altra volta quella cosa. Non credo, perché credo che uscirà un comunicato dai grillini rispetto a questa cosa, faranno un po' di casino. Io ho parlato anche col diretto interessato, mamma mia che personaggio. Sì, e che ti ha detto? Ho detto no, gli ho spiegato quali erano i motivi, no? Ho detto ma dico, a parte che non capisco che c'entri tu con la commissione ambiente con la navigazione, ma poi quello è un ricattatore. Cioè tu uscirai sui giornali se continui con questa cosa. Ettore, so esattamente di cosa stiamo parlando e me ne abbastanza lontano, devo dirti la verità. Ma ti posso presentare invece un bravo ufficio stampa? Mi serve. Che tra l'altro per te è una doppia scommessa perché è molto specializzato pure nel calcio. Quindi diciamo potrebbe coprire entrambe le cose. Io nel calcio, come sai, cerco di interessarmene il meno possibile, però mai male, ma quello che mi serve come il pane è alla Liberty. Perfetto. E allora appena sei a Palermo, se me lo dici con qualche giorno di anticipo, magari dico di passare e ci vediamo insieme. Perfetto, la settimana prossima.